Appuntamenti in agenda per venerdì 22 novembre. All'Auditorium San Francesco a Chiavari si terrà la cerimonia di premiazione del 15° concorso nazionale Città di Chiavari per il miglior giornalino per ragazzi. L'iniziativa inizierà alle 9:30. Nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha inizio a Genova la mostra Into the Frame, storie e identità femminili in risonanza, che si potrà visitare a Palazzo Rosso dalle 9:30 alle 18:30. Nella Biblioteca Universitaria di Genova, in via Balbi, doppio spettacolo di burattini dal titolo Salotto sotto vetro del Teatro Mangiafichi di Pisa. La rappresentazione comprende la recita di versi di poeti dell'Ottocento e del Novecento, avrà inizio alle 16 e sarà ripetuta alle 17:30. Nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari, Roberto Altman terrà una lezione per i corsi di cultura sul pittore Francisco Goya dal titolo La forza della visione. L'orario è dalle 16:15 alle 17:30. A Villa Sottanis, a Casarza Ligure, seconda lezione del corso di acquerello con l'artista Margarita Cialambala-Achis. L'attività, promossa dall'Associazione Lo Stregatto, si terrà dalle 18:30 alle 20:30. La sala convegni dell'Hotel Due Mari a Sestri Levante ospita la conferenza a ingresso libero Casa Dolce Casa, giunta alla seconda edizione. L'intento degli interventi è quello di approfondire la situazione immobiliare tra spese di gestione, mercato e normative. L'inizio alle 18:30. A Savona, nella mensa del Teatro della Caritas della Diocesi, Marco Rovelli presenterà alle 18:30 il suo libro Soffro dunque siamo, il disagio psichico nella società degli individui. In seguito alle 21 l'autore introdurrà ai presenti anche il suo ultimo album dal titolo L'attesa. Sempre alle 21 a Palazzo Tursi a Genova il concerto Invenzioni a due voci del duo Drago ed Elizondo, viola e violino e voce. L'esibizione mischia melodie sudamericane e brani originali, avrà inizio alle 21.